Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto la mascherina, parliamo di alcuni libri, di due in particolare, che non sono proprio libri di esoterismo, ma che praticamente spiegano un pochettino come è nato questo sistema mondiale in cui noi stiamo vivendo. Diciamo che il primo è quello che vedete qua, però prima di iniziare un pochettino queste mini recensioni vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e di Telegram. Telegram, soprattutto alle lunedì sera alle 20:30 abbiamo un incontro di studi di esoterismo. Bene, iniziamo bene con questo libro di Aristocrazia Nera. Lo scrittore che ha fatto questo libro si chiama Riccardo Tristano Tuis, famosissimo. Il libro è edito dalla Uno Editori, è un bel libro in cui spiega tutte praticamente le evoluzioni che si sono avute praticamente dall'anno zero o anche un po' prima. È un libro di quasi 349 pagine e spiega in sintesi, perché chiaramente il materiale che avrebbe dovuto scrivere sarebbero magari per 3-4 mila pagine, scrive in sintesi alcuni dei più importanti eventi storici che hanno in un certo senso segnato l'evoluzione di questo Occidente, di questo mondo che conosciamo oggigiorno. L'aristocrazia nera, praticamente il titolo: la storia occulta dell'elite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l'economia. Quindi, per chi vuole iniziare a avvicinarsi un pochino all'esoterismo, questo, al di là del lato esoterico, ma proprio della struttura in cui è fatta questa società, questo è proprio uno dei primi tasselli e non può mancare nella biblioteca del vero ricercatore. Quindi lo consiglio vivamente, il prezzo è veramente abbordabile, è 16,70 € e lo si può trovare nelle migliori librerie online, tipo il Giardino dei Libri e Macro Editori, Macro Librarsi. È un libro interessante, ripeto, e spiega molte cose che finora sono state un po' nascoste. E non è un libro però analitico, è un libro di grande respiro, cioè spiega dei concetti in modo molto semplice, abbordabili per tutti. Poi il secondo libro che invece consiglio, però chiaramente è più analitico, più per addetti ai lavori, è questo. Vedete? È scritto da Diego Marin, Stefania Marin, e Il sangue degli illuminati, dalla P2 al caso Orlandi, tracce di una storia antica, tanti imperi, una sola famiglia, edito dalla Macro Edizioni. Questo libro è un libro più corposo, più analitico, il suo prezzo è di 18,50 € e praticamente è un libro impegnativo da leggere, molto importante, e ha circa 468 pagine, 469. È scritto in piccolino, quindi voi capirete anche che è per chi vuole entrare in un certo senso nel vivo, proprio nel puntiglio delle evoluzioni di questa società. Questo libro non può mancare. Ripeto, Diego Marin e Stefania Marin, Il sangue degli illuminati, dalla P2 al caso Orlandi, tracce di una storia antica, tanti imperi, una sola famiglia, edito dalla Macro Edizioni, e lo si può trovare sul Giardino dei Libri e chiaramente Macro Librarsi. Bene cari amici, questi due libri ve li consiglio, sono due chicche che non possono mancare nella biblioteca del vero ricercatore, e anche questa pillola è finita. Questo però vi dico, non sono due libri esoterici, nel senso che imparate il lato pratico di esercizi esoterici per chiamare
energie, ma sono 2 libri che spiegano l'intelaiatura di questa società, come è stata costruita da queste persone che chiaramente tramite il sangue e tramite ideologie si sono in un certo senso evolute, propagate e hanno costruito questo intelaio di questa società che noi viviamo oggigiorno. Grazie cari amici, vi saluto. Però prima di salutarvi vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale di The Gardener, vostro Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao!